Questa trasmissione è offerta da TS Traction and Service. La 19ª tappa del Giro d'Italia 2022, che partirà da Marano Lagunare, attraverserà anche Cividale ancora una volta, anche se questa volta Cividale non sarà sede di tappa, semplicemente un attraversamento prima della salita a Castelmonte. Ma Cividale ha tanto da offrire, è patrimonio dell'UNESCO, una città ricca di storia, di cultura, di arte, di magia e anche di leggenda. Siamo sul Ponte del Diavolo, uno dei simboli di Cividale, con il sindaco Daniela Bernardi. Per la città di Cividale è senz'altro un grande evento che attendiamo con grande anche impeto e volentieri vogliamo avere questi ciclisti che passano per la città di Cividale. Perché? Perché comunque la città ha un ritorno di promozione della nostra città che grazie al Giro d'Italia viaggia in tutto il mondo. Giro d'Italia sarà un momento in cui veramente promozioniamo la nostra città. Siamo sul Ponte del Diavolo, il Ponte del Diavolo verrà allestito e fiorito come anche le belle fotografie del primo passaggio, proprio tappa del Giro d'Italia, e noi continueremo veramente a offrire al turista, al cittadino, all'avventore che vuole giungere a Cividale un Giro d'Italia che ricorderanno e rimarrà nel cuore anche per l'ospitalità che noi vorremmo dare. Ecco, l'amministrazione punta tanto su questa grande ospitalità, che l'ospitalità si manifesta attraverso un allestimento, quindi un bellissimo palcoscenico fiorito dove i ciclisti passeranno e dove la carovana, ecco questo è il grande evento, la carovana si fermerà in quello di Cividale, perché ovviamente la città di Cividale con i suoi spazi, con le sue bellezze, le sue piazze e quant'altro, con la sua bellissima anche illuminazione notturna, veramente fa vivere questi momenti con grande passione, e quindi anche la carovana non vede l'ora di passare. Difatti ci stiamo anche accordando per come passare, per come fermarci e per poter appunto godere di questa bellissima carovana del Giro d'Italia. La carovana rosa, si diceva, passerà per Cividale, che non è arrivo di tappa questa volta, però è comunque offre una sede importante per il Giro. Con l'assessore Giuseppe Ruolo spieghiamo perché. Sì, praticamente anche se l'arrivo sarà a Castelmonte, quindi nel comune di Prepotto, Cividale è stato fondamentale per quanto riguarda il supporto logistico, visto che il piazzale di Castelmonte non sarà ovviamente sufficiente ad ospitare tutta l'organizzazione. Quindi noi qui in Piazza della Resistenza avremo il Villaggio Rosa. Lo spettacolo della carovana si fermerà, l'ultimo spettacolo lo farà qui a Cividale su Largo Boiani all'altezza di Piazza Duomo, e poi le squadre ad esempio verranno ospitate da noi presso la caserma Francescatto, e in zona Carraria poco prima della salita di Castelmonte ci sarà una buona parte del quartier tappa. Quali sono le strade che verranno interessate proprio dal passaggio della carovana rosa? Cividale verrà toccata, arriveranno da Ponte San Quirino, quindi attraverseranno la frazione di San Guarzo per poi immettersi su via Monsignor Liva alla prima rotonda che si incontra arrivando appunto da San Guarzo, percorreranno Largo Boiani per poi il passaggio oramai tradizionale sul Ponte del Diavolo, Borgo di Ponte, via l'Europa, via Carraria, e poi ci sarà il rush finale sulla salita di Castelmonte. Tanti gli eventi sportivi, no, che vedono coinvolta Cividale. Sì, diciamo che finalmente si torna a lavorare sugli eventi. Ce ne sono tanti a Cividale di diverse discipline. In questo periodo siamo impegnati ad esempio con il basket, i playoff di basket, abbiamo appena avuto la Gran Fondo El Paiti, adesso avremo il Giro d'Italia e poi inizierà anche la stagione dei rally e la nostra cronoscalata Cividale Castelmonte.
Siamo arrivati qui nel salotto di Cividale, il piazzale Paolo Diacono, e prima l'ha lanciata la sindaca, io la presento, Angela Zappulla, assessore alla cultura di Cividale, che ci illustra tutte le iniziative che comunque Cividale sta portando avanti anche in questi giorni del Giro. Cividale vuole mostrare a tutti i visitatori, che sono sempre numerosi, il suo lato più bello, e qui siamo nella piazza che è il salotto della città, che noi con un esperimento di grande successo iniziato l'anno scorso vogliamo trasformare in galleria d'arte a cielo aperto, e quindi quest'estate dedicheremo questa piazza e altri luoghi simbolo della città, quindi la loggia municipale, quindi una parte del monastero, a un'esposizione dell'artista, del maestro Giorgio Celiberti, che ha 93 anni, che ha appena ricevuto un encomio dal ministro Franceschini e che siamo davvero felicissimi di ospitare in questa esposizione, che si chiamerà Tramature. Racconterà le trame della storia longobarda di Cividale e l'amore di questo artista per l'arte e per la vita in generale. Tramature si svolgerà in particolare qui e sarà un omaggio al duca Gisulfo. Voi sapete che questa piazza contiene la piastra che ricorda la sepoltura del primo duca longobardo. A lui il maestro Celiberti dedicherà un picchetto d'onore attraverso le sue opere, le stele, che saranno, diciamo, in questo luogo e insieme ad altre sorprese. In particolare illumineremo tutta l'estate le sere dei cividalesi con delle proiezioni di opere del maestro, una dedicata appunto al guerriero longobardo sul palazzo ex Monte di Pietà, dove ci sono i miei uffici cultura, ed un'altra proiezione nell'edificio adiacente alla casa di Paolo Diacono. Quindi davvero siamo convinti che Cividale possa prestarsi come un luogo in cui le opere d'arte si mettono in comunicazione con i palazzi storici e con questo clima artistico donare davvero un valore aggiunto alla città, ai turisti, ma essere anche, come ha donato il nome alla regione Friuli Venezia Giulia, essere anche, diciamo, importante rispetto a tutta la regione. Altre attività importanti di quest'anno, macro attività, sono l'anniversario e il bicentenario dell'attrice Adelaide Ristori. Nacque nel 1822 proprio nella nostra città, e così abbiamo iniziato i festeggiamenti, le celebrazioni a gennaio, e durante tutto l'anno penseremo, insomma, di portare dei focus su di lei. In particolare inaugureremo il monumento in Foro Giulio Cesare, che non è mai stato inaugurato proprio perché scoppiò la guerra nel 1914 e quindi è rimasto così sospeso, e noi daremo concretezza a questo momento. In più l'assessorato alla cultura, sostenuto dalla regione, ha realizzato uno spettacolo innovativo in cui racconterà proprio questa donna, quanto è stata forte alla fine dell'Ottocento, ha avuto un ruolo antesignano per sottolineare e per far sì che le donne potessero capire quanto forte è la loro diciamo vena artistica, ma in particolare anche la loro forza. Lei fondò una compagnia di teatro e girò tutto il mondo e portò il nome di Cividale, a cui rimase affezionata e ritornò poi negli anni in questa città della nostra cittadina. E a Cividale la cultura chiama lo sport. Ci troviamo proprio qui nel monastero di Santa Maria in Valle, il luogo che è il custode della storia millenaria di Cividale, e a tutti coloro che saranno qui per il Giro d'Italia il monastero di Santa Maria in Valle offrirà uno spettacolo davvero suggestivo, il tempietto longobardo con la ricostruzione virtuale dei suoi antichi colori, la seconda azione del progetto Recolor. La prima è il balcone di Paolo Diacono, nella piazza di Paolo Diacono dove siamo appena stati, un balcone virtuale che racconta la storia dai tempi dei Romani passando dal Medioevo fino ai giorni nostri, e la seconda tappa, da non perdere assolutamente, è in questo luogo d'arte, il custode del tempietto longobardo. Potrete fare la visita, vedere gli stalli che sono stati restaurati, tutti gli affreschi del tempietto in un laboratorio di restauro proprio qui all'interno del monastero, e ascoltare il suono delle acque del Natisone. Quindi cultura, sport, arte, a Cividale davvero non manca nulla. Periodo estivo a Cividale sarà veramente un'occasione per poter venire, restare, godere dell'arietta fresca che Cividale regala nel periodo estivo, ma anche di poter ammirare le bellezze e le piazze che verranno veramente allestite con una mostra che io chiamo a cielo aperto da parte del nostro maestro Celiberti. È una cosa meravigliosa, e quindi ci date la possibilità di promozionare. Sarà
tutta l'estate, di conseguenza potranno venire a visitare la città di Cividale, fare la passeggiata, vedere queste meravigliose opere del nostro maestro e poi, perché no, Palazzo De Nordis con le nostre opere, la nostra Galleria d'Arte De Martis, il nostro tempietto longobardo con tutte delle novità sulle quali ci stiamo lavorando. C'è anche in progetto una mostra Toccar con mano i Longobardi, che è una mostra itinerante che tutti i comuni che fanno parte dell'Associazione Italia Langobardorum stanno accogliendo per poter raccontare proprio il percorso dei Longobardi. Non solo, altra cosa meravigliosa, il nostro centro di marionette burattini, che è avvolgente non per i bambini ma anche per gli adulti, ed è un modo per far vedere che la nostra città, quando parla di cultura in senso molto ampio, in senso molto grande, pensando ad una città che si proietta nel mondo. Ha avuto questo riconoscimento oramai 11 anni fa e compito noi amministratori è quello di conservare, ampliare, arricchire e dare appunto un'offerta per la quale arrivare a Cividale vuol dire star bene. Non solo, ma anticipo, avremo a breve anche l'apertura e l'inaugurazione dell'area camper. I camperisti sono persone che amano anche questo tipo di turismo lento, questo potersi fermare nelle piccole città, poter poi godere anche di potersi muovere con la bicicletta, quindi in tutto il territorio delle valli del Natisone, ma anche di poter prendere il nostro trenino, la metropolitana ce l'ha aperto, come chiamo io, la Litorina, e poter quindi in un'ora e mezza essere a Venezia, Trieste, tornare a casa e godersi la tranquillità della nostra città. Vi invito veramente a essere qui a Cividale in varie occasioni, perché merita far sapere che Cividale è un punto di riferimento anche per la nostra regione Friuli Venezia Giulia. Questa trasmissione è stata offerta da TS Traction and Service.